Tragedia questa notte a Cavallino Treporti, un'auto con a bordo 3 amici finisce in acqua, 2 riescono a mettersi in salvo, un 23enne rimane intrappolato e muore annegato. Anni di violenze e soprusi ai danni dell'anziana madre e della sorella che, stanca di subire questo, chiama i carabinieri, manette un 49enne vicentino. Tensioni all'interno della Lega, ieri Consiglio federale a Milano, Salvini gela i veneti, nomina un lombardo come terzo vice segretario nonostante l'exploit del Carroccio in Veneto alle ultime elezioni. Di Luca Tacchetto, architetto padovano, e della fidanzata Edith non si hanno più notizie da 6 mesi. I 2 fidanzati erano in Burkina Faso per una missione umanitaria. Secondo la madre della ragazza, i 2 giovani sarebbero ancora vivi. Dopo l'incidente alla Giudecca e le proteste ieri il sopralluogo del ministro Toninelli sulle grandi navi e annuncia Chioggia o Lido come alternative, niente Marghera. Terremoto in Carnia, dopo lo scosso del 4° grado di ieri la terra torna a tremare questa mattina, nuova scossa, paura tra i cittadini e tra gli alpini a Tolmezzo per il raduno Triveneto. E appunto raduno Triveneto delle penne nere che entra nel vivo questa mattina all'alzabandiera, il presidente dell'ANA nazionale Favero, ridiamo vita alle caserme. Buongiorno e ben ritrovati con il primo appuntamento dell'informazione di Antenna 3, dunque in primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata questa notte a Cavallino Treporti, un'auto con a bordo 3 amici finisce in acqua, un 23enne rimane intrappolato nella vettura e muore annegato. Ci aggiorna su questo dramma in diretta Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno da Venezia, un giovane di appena 22 anni, Davide Zane, originario di Burano, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale che si è verificato a Treporti attorno alle 3 di notte. Il giovane era al volante della sua automobile assieme a 2 amici, stava percorrendo via Saccagnana nei pressi del cimitero di Treporti, quando per cause ancora da verificare l'auto è uscita di strada ed è finita in un canale che scorre di fianco proprio alla strada. I 2 amici che viaggiavano con lui sono riusciti ad uscire dall'automobile e a mettersi in salvo nuotando e quindi a lanciare l'allarme che è stato dato poi da un altro automobilista di passaggio che li ha visti sul ciglio della strada. Immediato è stato l'intervento dei soccorsi, ma prima che si riuscisse a individuare l'automobile, che i sommozzatori dei vigili del fuoco trovassero l'automobile, erano passate troppo tempo per il giovane che era rimasto imprigionato dentro l'abitacolo, non c'è stato niente da fare. Quando la macchina è stata recuperata il giovane era già deceduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, naturalmente, oltre al personale del SUEM, per i rilievi e appunto stabilire quelle che sono sono state le cause dell'incidente, purtroppo incidente nel quale, come detto, un giovane ha perso la vita attorno alle 3:15 di questa notte a Treporti. Con questo per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Filippo Fois, adesso invece in collegamento dovremo avere Gabriella Basso che ci racconta di una terribile vicenda di violenze e soprusi andati avanti per anni ai danni di un'anziana donna e della figlia, a metterle in atto il figlio, il fratello, un 49enne ora arrestato. Buongiorno Gabriella. Buongiorno da San Rigo, dove i carabinieri sono intervenuti per l'ennesima terribile storia di violenza e soprusi che vede protagonista un 49enne di Bressanbido, nulla facente e già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia, con i quali da anni vessava l'anziana madre, la sorella 57enne e il fratello di 59 anni malato. L'uomo, scarcerato da poche settimane, aveva fatto rientro in famiglia quando la scorsa serata, in preda ai fumi dell'alcol, ancora una volta aggrediva la madre 88enne, scaraventandola giù dal letto e facendole sbattere la testa. Aveva poi cominciato a spaccare vari suppelletti e le minacciato la sorella di morte. Questa, pur terrorizzata, è riuscita a uscire dall'esterno dell'abitazione e chiedere aiuto. All'arrivo dei militari, il 49enne era ancora all'interno dell'abitazione in preda alla rabbia e all'alcol, continuava a minacciare i familiari accusandoli della sua carcerazione. Nel 2015, infatti, il 49enne, a seguito delle denunce di minacce, lesioni e maltrattamenti alla madre e alla sorella, era stato dapprima emessa una misura cautelare che ne disponeva l'allontanamento e il divieto di avvicinamento ai familiari, che lui però ha disatteso, portando alla reclusione per 3 anni. Tornato in libertà, ha nuovamente sfogato la sua rabbia e la frustrazione sui familiari.
Ora il 49enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere. Da San è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. La politica con le tensioni interne alla Lega dopo la nomina da parte del leader Matteo Salvini del suo terzo vice segretario, perché se molti alla luce dei risultati avuti dal Carroccio in Veneto con quasi il 50% alle ultime elezioni pensavano ad un Veneto per questo incarico, è arrivata la doccia fredda. Il leader leghista invece ha scelto un lombardo, Andrea Crippa, il terzo lombardo, contando lo stesso Salvini, alla guida del partito contro un solo Veneto. Nel corso del Consiglio federale di ieri in via Belleri a Milano è arrivata un'altra delusione per il Veneto. Salvini ha infatti annunciato che il commissario della Liga in Veneto al posto di D'Arè, neo eurodeputato, non sarà un candidato al Consiglio regionale. Questo viene letto come un'esclusione per Nicola Finco, attuale capogruppo del Carroccio in regione, che sicuramente si ripresenterà alle regionali del prossimo anno e non è dunque tra i candidati, e non saranno tra i candidati nemmeno coloro che si ricandideranno o candideranno a Palazzo Ferrofini. Torniamo alla cronaca, andiamo in centro città Padova, sul Liston, dove un uomo è stato aggredito da due persone di colore, derubato del cellulare e del portafoglio. La vittima è un professionista padovano. Derubato di portafoglio e cellulare in piena area pedonale sul Liston poco dopo le 2:30 di notte. Vittima un professionista 31enne padovano che si è visto accerchiare da due giovani centroafricani che, così ha riferito, parlavano un misto di inglese e francese e che gli hanno sottratto il telefono dalle mani e lo hanno spinto a terra, rubandogli anche il portafoglio. Il 31enne ha chiesto aiuto ad alcuni addetti alle pulizie di un grande negozio, ma è stato mandato via. Ha sporto denuncia ai carabinieri. Assalto ai bancomat, ci spostiamo nella Marca trevigiana con la nottata movimentata vissuta a Masera e Trevignano. Una banda tenta di forzare gli sportelli utilizzando un piede di porco. I malviventi però disturbati fuggono senza prendere nulla. Hanno tentato di forzare il bancomat di Banco Intesa in piazza Roma a Maser, ma sono stati disturbati e si sono dati alla fuga. È accaduto intorno alle 4:30 del mattino. Armati di un piede di porco hanno provato a manomettere lo sportello, forse per poter poi posizionare l'esplosivo, ma sono stati notati da alcuni cittadini che hanno subito chiamato i carabinieri. La banda, tutti con il volto travisato da un cappuccio, è fuggita. Questa mattina nuovo allarme. Ad allertare i militari dell'arma un cittadino che doveva effettuare un prelievo presso la Cassa Marca Banca a Trevignano, in piazza Dante. Quando l'uomo si è avvicinato si è accorto che il bancomat era stato forzato ed ha chiamato il 112. Molto probabilmente si tratta della stessa banda che ha tentato di agire ben 2 volte. In entrambi i casi i malviventi non sono riusciti a prendere nulla, solo qualche danno agli sportelli. Indagano i carabinieri di Montebelluna. Di lui e della fidanzata non si hanno più notizie da esattamente 6 mesi. Luca Tacchetto, architetto 30enne di Vigonza nel Padovano, era in Burkina Faso, diretto in auto per una missione umanitaria insieme alla fidanzata, la canadese Edith. Ebbene, secondo la madre della ragazza, i 2 giovani sarebbero ancora vivi. Che fine hanno fatto Luca Tacchetto, architetto di Vigonza, 30 anni, figlio dell'ex sindaco Nunzio, e la sua fidanzata Edith Blé, 34enne, canadese? Secondo il governo del Burkina Faso, paese dell'Africa dell'Ovest, nel quale sono spariti a metà dicembre 2018, i 2 sono vivi. Così è stato riferito alla mamma di Edith, Jocelyn, dal governo canadese. Ma altre informazioni al momento non ce ne sono, a parte che in molti sostengono che i 2 giovani, diretti in Burkina per sostenere un progetto di costruzione di un presidio sanitario, siano stati portati in Mali. A Vigonza, a casa dell'ex sindaco Nunzio Tacchetto, si aspettano buone notizie da Roma, dove i contatti con l'unità di crisi del Ministero degli Esteri sono costanti. Tacchetto misura le parole con la stampa. Lasciamo fare agli esperti, ci ha detto. Al lavoro ci sarebbero quindi i servizi segreti. Parliamo adesso di grandi navi. Ieri è stata la giornata della visita in laguna del ministro Toninelli che dopo l'incidente alla Giudecca e le conseguenti polemiche ha annunciato Chioggia o il Lido come alternative.
E fino ad oggi purtroppo qua a Venezia sulla questione grandi navi esistevano solo alcune idee, non esistevano i progetti. I tecnici hanno filtrato le idee esistenti, hanno scelto quelle che potevano essere soluzioni percorribili e abbiamo questi primi documenti che sono San Nicolò, come vi ho detto, e Chioggia. Li abbiamo perlustrati, ci portiamo a casa questo bagaglio di conoscenze ulteriori perché ritengo sia fondamentale non solo studiare e valutare sulla carta, ma vedere anche visivamente, quindi toccare con mano quelle che sono i siti locali. Al termine del sopralluogo in laguna per verificare la questione del passaggio delle navi da crociera vicino a Bacino San Marco, il ministro Toninelli ha ribadito l'idea di Chioggia e San Nicolò come opzioni, escludendo Marghera e il canale dei Petroli. Non vi nascondo ovviamente che aver visitato la parte del porto di Marghera, che ricorderete tutti era stata definita da tanti, a partire anche dal sindaco Brugnaro, come una soluzione pronta, come un dossier già definito nel cassetto del sottoscritto, non c'era alcun dossier. Però ci sono alcuni dati tecnici che non dico io ma che dicono quelli che lo fanno di mestiere. Arrivando dal canale dei Petroli, una grande nave da crociera, 340 metri e passa, che deve fare nel bacino di evoluzione, c'è una curvatura tale da poter attraccare in quello che loro ritenevano essere già un progetto esistente, cioè la banchina del nuovo porto crocieristico a Marghera. Ci sono forti criticità e la criticità è la sicurezza. Se a ciò abbino il fatto che nel canale Petroli c'è una viabilità promiscua, cioè o adesso passa una nave petroliera o una nave porta mega container e dopo 5 minuti passa una nave da crociera con a bordo 6-7 mila persone e porto la memoria di quanto accaduto il 2 di giugno con l'incidente che tutti abbiamo visto, che solo grazie a Dio non ha portato feriti gravi o morti. Io sono preoccupato perché in quella è una zona ricchio seveso, ci sono raffinerie, ci sono stoccaggi di benzine e ci sono petrolchimici. Il ministro non esclude un referendum. Per legge, un decreto del 2018, è necessario per questi tipi di progetti, per questo tipo di cantieri, fare una consultazione pubblica, un dibattito pubblico. E siccome siamo un Movimento 5 Stelle e non vogliamo far calare dall'alto alcuna decisione che venga poi subita dai cittadini che magari volevano avere anche qualche informazione in più, lì gli porteremo tutte le informazioni che ora non avevano e magari si formavano giudizi su dati che non erano scientificamente corretti e poi magari faremo anche un referendum. I veneziani però stanno aspettando da troppo tempo una soluzione. Troveremo, ed è un altro punto importante, non solo la soluzione definitiva per portarle fuori, ma stiamo cercando di lavorare anche su una soluzione provvisoria per il tempo strettamente necessario a portarle definitivamente via dal canale della Giudecca, come tutti, comprese le compagnie crocieristiche, vogliono. E adesso ci colleghiamo con Lucio Zanato da Tolmezzo perché il raduno triveneto delle penne nere sta entrando nel vivo. Oggi la cerimonia di alzabandiera, anche se come ieri non sono mancati momenti di paura per una nuova forte scossa di terremoto. Raccontaci tutto, raccontaci come sta andando. Lucio, a te la linea, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, intanto vi voglio regalare, grazie alle immagini di Fabio Verin e ai ponti del nostro Paolo Bottero, qui dall'Alta Carnia, una bellissima immagine del confine con l'Austria. Siamo a Timau, siamo in una frazione del comune di Paluzza, quindi veramente in un luogo incantevole per certi versi, quanto tremendo, perché vedete, noi siamo qui al sacrario dei caduti, siamo qui al sacrario che ricorda i caduti della Grande Guerra, quello è stato un fronte della Grande Guerra. Allora, sabato diciamo di apertura ufficiale della Donata Triveneta degli Alpini con l'alzabandiera, dovreste avere le immagini che il nostro Fabio Verin ha girato questa mattina, un'alzabandiera importante con la presenza del Presidente nazionale Sebastiano Favero, del Presidente della sezione Carnica e poi naturalmente dei vari Presidenti delle altre sezioni appunto della zona Triveneta, del terzo raggruppamento appunto degli alpini dell'ANA nazionale. Un momento importante è stato anche lo sfilamento fino al monumento all'Alpino davanti alla stazione qui di Tolmezzo e poi l'apertura di una mostra con cimeli storici che vi consiglio di andare a vedere perché ci sono dei pezzi davvero unici. È stato un momento anche per poter cominciare a parlare non solo diciamo così della Donata Triveneta ma anche dell'esperienza della caserma Cantore che ieri vi abbiamo raccontato e vi abbiamo fatto
fatto vedere all'interno con uno speciale ring che abbiamo cercato di raccontare in maniera diversa, proprio perché questa caserma è stata riaperta dagli alpini della sezione Carnica ed è aperta fino a domani, e in tanti hanno voluto rivedere le camerate dove hanno dormito, in tanti hanno voluto vedere il piazzale dove hanno marciato, dove sono sfilati, dove hanno cantato l'inno d'Italia nell'alzabandiera, che peraltro hanno ripetuto anche questa mattina. E Sebastiano Favero, il Presidente nazionale, noi l'abbiamo intervistato e voi dovreste avere proprio il contributo che abbiamo preparato per voi. Presidente, anche questa volta gli alpini hanno dimostrato di essere non solo un grande corpo ma anche una grande famiglia. Sì, direi proprio di sì, ma è quello che noi vogliamo, è quello che è il nostro segreto, se voglio dire, perché veramente qualcuno si chiede come mai dopo tanti anni, noi dopo 100 anni siamo ancora così uniti e così tanti, proprio perché siamo una grande famiglia. Sappiamo stare insieme, sappiamo condividere, veramente sono valori fondamentali che io credo dovrebbero avere tutti. Noi veramente questi valori ce li abbiamo, ce li teniamo e siamo capaci di creare anche intorno quel senso di appartenenza, quel senso di disponibilità e anche, se volete, di allegria, che sono, credo, in questo momento cose importanti. Qui la sezione Carnica ha riaperto una caserma storica, seppur per 3 giorni, e c'è già la fila perché c'è tanta gente che vuole rivivere quel momento di giovinezza. È pensabile poterla replicare da qualche altra parte, dove ci sono caserme che sono le nostre caserme che in questo momento sono chiuse e abbandonate? Beh, noi questo lo vorremmo, questo è il messaggio che noi, se permettete, personalmente lancio ormai da quando sono Presidente nazionale: un ritorno a un servizio obbligatorio, un ritorno a un servizio per i giovani, per poter entrare in queste caserme, per poter fare qualche mese e capire una cosa fondamentale, che il dovere viene prima del diritto, che il dare gratuitamente agli altri qualcosa è più gratificante che ricevere. Senta, ma tutto questo comincia anche nel rimettere a posto proprio gli edifici. Gli alpini sarebbero pronti a riprendersi le caserme e a ridargli ancora vita per renderli ancora patrimonio delle comunità? Gli alpini per la loro parte sono pronti, l'ho già dichiarato e noi ci siamo. Lo stiamo già facendo in alcuni casi senza grande clamore, ma noi ci siamo e ci saremo. Ecco, appunto, questo è importante, il messaggio del Presidente nazionale Sebastiano Favero, ma in genere degli alpini. L'esperienza della caserma Cantore è davvero unica. Oggi in tanti si sono prenotati per andare a rivisitare i luoghi della loro giovinezza e tante altre ce ne saranno domani. Dopodiché lunedì la caserma torna ad essere chiusa, anche se il sindaco di Tolmezzo, lo sentiremo questa sera, ha raccontato proprio che il comune si sta impegnando per cercare di, come dire, riaprirla e ha già stanziato diversi fondi per evitare che crolli, cosa che invece sta accadendo purtroppo in tante altre caserme del nostro territorio. Oggi pomeriggio ci sono tutta un'altra serie di iniziative, a partire dal conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Tolmezzo all'Associazione Nazionale Alpini, e poi alle 17 il concerto della fanfara della Brigata Alpina Giulia. Poi avremo la messa in Duomo officiata da una persona che Treviso conosce molto bene, Sua Eccellenza Monsignor Bruno Mazzocato, già Vescovo di Treviso ed ora Arcivescovo di Udine. E infine poi questa sera naturalmente la Notte Verde, che seguiremo in diretta come abbiamo fatto ieri sera con uno speciale focus dalle 21:15 naturalmente su Antenna 3. Ma noi ci risentiremo alle 19:30 con le ultime novità qui da Tolmezzo, e adesso ti restituisco la linea Francesca, e buona giornata a tutti voi che mi state ascoltando. Grazie a Lucio e grazie a Fabio Verina e Paolo Bottero per il consueto reportage da Tolmezzo. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di salute, perché nasce a Treviso la sanità integrativa per pensionati e freelance, prima esperienza in Italia maturata dalla CISL di Belluno e Treviso. A Treviso e Belluno prima esperienza in Italia di sanità integrativa per pensionati e partite IVA, accordo raggiunto dopo una lunga trattativa con 2 gruppi assicurativi che garantiranno ai redditi medio-bassi welfare a costi accessibili. Si tratta di soggetti scarsamente tutelati, con esigenze differenti alle quali si cerca di dare una risposta. I lavoratori autonomi, i nuovi freelance, cosiddetti, tutte quelle partite IVA che ovviamente adesso si trovano e si prestano a fare quei nuovi lavori che non hanno nessun tipo di copertura se non quella data dallo Stato, e dall'altra parte, molto importante invece, per i pensionati. Per loro abbiamo pensato anche un prodotto assolutamente innovativo, che è un'indennità per la non autosufficienza
autosufficienza, pertanto riteniamo che la contrattazione collettiva calata su situazioni individuali sia una modalità innovativa e tutta da sperimentare. Non c'è contraddizione tra l'ottimo livello di sanità pubblica del Veneto e la percentuale di prestazioni che i cittadini richiedono privatamente, circa il 3,7%. Per i pensionati e i lavoratori autonomi il fondo prevede una contribuzione con tariffe agevolate ed è detraibile fiscalmente fino a 1.300 euro. Ai pensionati garantisce un supporto in caso di non autosufficienza, ma anche, ed è una grande novità, la copertura assicurativa fino agli 85 anni. Inevitabilmente bisogna pensare anche a strumenti sociali che possano accompagnare questo percorso di vita più lungo e che quindi richiede anche maggiori bisogni assistenziali. E adesso parliamo di un appuntamento estivo che torna puntuale, quello con Griglie Roventi. La 14ª edizione di Griglie Roventi si veste di rosa. Pink Edition il 20 luglio in piazza Torino per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Parte del ricavato sarà infatti devoluta all'attività dell'associazione e alla ricerca. È un connubio molto interessante, vuol dire che il messaggio della LILT, prevenire vivere, che la conoscenza aiuta, può passare questo messaggio anche attraverso iniziative e situazioni ludiche come in questo caso, di simpatia, di bella compagnia, quindi un grazie particolare speciale agli organizzatori di Griglie Roventi perché portano avanti il nostro messaggio anche attraverso iniziative di questo genere. Il campionato di barbecue più grande d'Europa declinato al femminile, anche se la presidente della giuria, la food blogger Angela Maci, mette i puntini su lei. Devo dire che la griglia è uomo, Dopo tanti anni di Griglie Roventi devo dire che è più uomo che donna, però ce ne sono sempre di più, ogni anno sono sempre più partecipi e secondo me quest'anno ancora di più con la Pink Edition, anche perché per loro c'è qualcosa in riservo. 14ª edizione, quella curata da Idee Europee, che, dice il responsabile per Giorgio Paladin, raccoglie di anno in anno un'adesione sempre più ampia. 200 i maghi della griglia in gara, 100 coppie che cercheranno di superare il livello e, perché no, anche le curiosità della scorsa edizione come gli insetti grigliati. Iscrizioni dal 17 giugno, per Jesolo un evento che si rinnova e si arricchisce. Siamo molto contenti perché comunque l'idea del barbecue si sposa molto bene con l'idea del mare, quindi con la nostra spiaggia. Ci aspettiamo come sempre tanta ottima carne e soprattutto tanto divertimento perché i concorrenti ogni anno ci stupiscono in positivo e non vedo l'ora di vedere appunto questa Pink Edition cosa ci svelerà. È tutto, vi ricordo l'appuntamento questa sera con la puntata speciale di Ring a partire dalle 21:15 per seguire in diretta quello che sta accadendo a Tolmezzo con il raduno Triveneto degli Alpini. Adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, l'alta pressione ci regalerà una giornata di sole, ma vediamo il dettaglio di sabato 15 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime roventi tra 28 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno al massimo velato, specie sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, il tempo sarà asciutto e stabile ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane non si esclude qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.